Il Presidente Zaia ha chiesto al Governo di togliere le misure di distanziamento obbligatorio all'interno dei treni e all'interno dei mezzi pubblici di trasporto. Considero questa una cattiva idea, perché scientificamente è dimostrato che proprio negli assembramenti e in particolare al chiuso che ancora il virus può passare da persona a persona. Ritengo invece che con le competenze che la Regione ha si possa elaborare un piano di intesa con lo Stato per accompagnare alle corse dei treni, corse su mezzi su gomma, anche utilizzando le aziende private che in questo momento non lavorano perché non c'è turismo, e penso che questo possa quindi garantire meno affollamento, efficienza nei trasporti, anche in vista della grande questione del trasporto scolastico che verrà a settembre.